Cagliari Online in diretta. Stasera siamo in compagnia dei volontari Gli Angeli di Roberto e abbiamo qua un'autoambulanza che è stata donata ai volontari. Bonni, presidente dell'associazione, a questo punto ti chiediamo quale sarà l'utilizzo di questo mezzo durante i vostri servizi in strada. In primis ringraziamo ovviamente Walter, tutti per te, Walter Montis, per averci dato questa beneficenza così grande. Ovviamente anche Gianni, che grazie a lui abbiamo potuto pagare l'assicurazione. Chi conosce Gianni sa chi è e lo salutiamo tantissimo. Noi continueremo i nostri servizi, quelli che abbiamo sempre fatto, saremo sempre a disposizione degli utenti, saremo sempre a disposizione di chi ha bisogno, sempre a disposizione dei senza tetto. Sai benissimo che noi andiamo non tutti i giorni ovviamente, perché ci sono anche altre associazioni che come noi si occupano del senza tetto, però noi interveniamo. L'unica cosa che cambierà da parte nostra per i senza tetto, quando siamo in discorso, sarà che non saremo più tutti a piedi, i classici 118 appiedati, così ci chiamavano la Marina, ma bensì porteremo la nostra ambulanza che avrà il nome di Gianni Puppi, la porteremo con noi, dove daremo la sicurezza non solo sulla strada o un panino o una bibita, ma anche il fatto che possiamo monitorizzare un pochino se qualcuno sta male, possiamo un accompagnamento in ospedale o anche un passaggio, qualcosa di cui loro hanno bisogno. I trasporti che noi faremo per quanto riguarda i programmati, che oggigiorno la gente purtroppo ha bisogno, saranno completamente a titolo gratuito. L'associazione si occuperà del paziente gratuitamente sia nell'assistenza ospedaliera sia nel trasporto dell'ambulanza. Poi insomma, voglio dire, come è capitato con Gianni, l'offerta ce l'ha voluta fare lui e noi quando riceveremo delle offerte, che ti farò vedere anche, mi fa piacere anche fartelo vedere già da adesso, dalle offerte, a parte questa che è l'assicurazione, possiamo farla vedere, sì. Assolutamente. Beh, è un mezzo che poi deve circolare su strada, che ovviamente è stata pagata da Gianni, sempre a nome degli Angeli di Roberto, è un utente che stiamo assistendo e abbiamo dato una mano e continueremo a dargliela fino in fondo. Quindi saranno potenziati in questo caso i servizi a beneficio di chi ha necessità. Le beneficenze che noi stiamo ricevendo, come le abbiamo ricevute altre volte, saranno sempre utilizzate per gli utenti, per le persone che hanno bisogno e anche perché per le attrezzature che ci servono, perché comunque non basta soltanto una garza o un cerotto. Non siamo ovviamente 118, non siamo medici, però siamo semplicemente operatori di pubblica utilità, operatori sanitari, operatori DAE che possono intervenire in queste cose. Faremo delle manifestazioni come abbiamo sempre fatto, ripeto, ormai non più a piedi ma in ambulanza. Certo. Il nostro obiettivo è riuscire a essere sempre concreti e pronti per il prossimo, e chiunque abbia bisogno di noi basta semplicemente cliccare sulla pagina Facebook Gli Angeli di Roberto, lì c'è una sezione chiama, c'è il nostro numero. Ci troverete 24 ore su 24. Vi dirò anche questo, che da quando abbiamo ricevuto l'ambulanza abbiamo avuto chiamate, abbiamo già fatto anche trasporti. Perfetto. È stata un'esperienza bellissima, nuova, dove i ragazzi si sono impegnati, qui ce ne sono alcuni, gli altri stanno arrivando per il servizio notturno. Si sono impegnati tantissimo, hanno fatto le note come le abbiamo fatte noi e abbiamo fatto i trasporti portando i pazienti già a casa, le persone soddisfattissime e la beneficenza che loro hanno dato è stata messa da parte per chi ha bisogno. Noi lo ricordiamo, Bonni, ovviamente le persone che hanno necessità di missioni programmate, accompagnamenti e quant'altro possono dare di loro spontanea iniziativa una donazione in denaro, ovviamente contributi che saranno sempre utilizzati all'interno dell'associazione. Questo è importante anche perché naturalmente bisogna ricordarlo, un servizio privato di ambulanza è molto più costoso rispetto invece a un trasporto effettuato da volontari. Quindi questo ho voluto fare questo inciso perché oggi anche su questo argomento si è dibattuto parecchio. Hai ragione, anche ci sono dei costi davvero quasi assurdi. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere davanti delle persone che hanno avuto un cuore enorme nei nostri confronti, alle quali ringrazio, perché
non parliamo solo di un'assicurazione pagata o di un'ambulanza, parliamo anche di chi ci dà un abbigliamento, di chi ci dà un'attrezzatura, certo, di chi comunque un lenzuolo che può servire ce l'ha donato. Non si tratta solo di queste cose, però anche premesso questo, se una persona è in difficoltà, noi non ci tiriamo indietro ugualmente. perfetto. Noi ci siamo a prescindere. Chiudiamo, Bonnie, questa video intervista ovviamente anche lanciando un appello, nel senso che voi come associazione siete sempre ben disponibili a reclutare nuove forze, come si suol dire, nuove braccia, nuovi volontari. Hai visto bene che siamo parecchi, non siamo pochi, però non ci dispiace se qualcuno si vuole unire. Oggi altre due ragazze sono venute, hanno fatto il colloquio stasera, prima che venisse il 5 classi qua, certo, venissimo qua, e inizieranno comunque settimana anche loro. Sì, che ha piacere comunque di far parte degli Angeli Roberto. Come diciamo noi sempre, da oggi nessuno sarà più solo, certo, noi ci siamo, è inutile che siamo lì a dire. I volontari è anche vero che oggi fanno, domani vanno via 2, ne arrivano 20, vanno via 3, ne arrivano 2. È quello il volontariato. Io dico, chi ha un cuore, chi ha una forza, chi ha un po' di tempo libero, perché non ci credo che un po' di tempo libero nessuno lo abbia, noi ci siamo per gli altri, non per noi stessi ma per gli altri. Questa è la cosa importante. Grazie per questo contributo e buon lavoro. Grazie anche a te, Ale.